Ecco il momento preciso in cui ha inizio l'invasione di campo e la violenza all'interno dello stadio Uganeo durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita di andata di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Si vede l'ultras catanese scavalcare il cancello e poi aprirlo facendo entrare in campo una sessantina di compagni che hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi verso la tribuna est dove c'erano i tifosi biancoscudati. Momenti di guerriglia urbana in cui gli etnei hanno anche rubato uno striscione. All'interno dell'Uganeo sono entrati i poliziotti del reparto mobile che hanno spinto i sostenitori del Catania all'interno della curva ospiti dopo lunghi momenti di violenza. Già nell'immediatezza del primo intervento nel campo sono state bloccate 3 persone, tra le quali, quindi arrestate 3 persone in flagranza, tra le quali quello che materialmente scavalca il cancello e tira su il maniglione e consente l'invasione agli altri. E questa mattina, sapete, questa è una normativa in questi casi dove è previsto l'arresto differito entro le 48 ore successive all'evento. A Milano Linate, grazie all'attività del Digos di Padova e della Digos di Catania, è stato arrestato una quarta persona che era già salito a bordo di un aereo per Edimburgo e stava per lasciare il territorio nazionale. Un quinto è stato arrestato dai colleghi della Digos di Catania. Le indagini proseguono per identificare tutti i violenti e non si esclude che ci saranno nuovi provvedimenti di divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive. I feriti invece si contano solo tra le forze dell'ordine, 8 i poliziotti, si tratta di 4 agenti del reparto mobile, 4 della Digos. Il dirigente della questura incaricato del servizio allo stadio ha avuto un malore ed è stato ricoverato in cardiologia. Dopo gli scontri la partita è ripresa e non ci sono stati contatti tra le due tifoserie, ma ci si interroga su cosa non abbia funzionato all'interno dello stadio. Abbiamo acclarato e chiarito da dove, come e dove nasce l'invasione, quindi non facciamo questioni di responsabilità. Abbiamo esaminato, ripeto, molto serenamente questi aspetti, per cui quei cancelli saranno chiusi e presidiati dallo steward con la chiave che in caso di necessità di un'evacuazione immediata degli spettatori su un determinato settore verso il campo verranno aperti. Se quel cancello fosse stato chiuso non staremo a parlare di altro, parleremo del risultato della partita. Il questore nei prossimi giorni vuole rivedere anche le misure di filtraggio esterno dei tifosi per garantire una maggiore sicurezza all'interno dello stadio. Dopo la partita 150 tifosi catanesi sono stati scortati in stazione per prendere il treno e qui durante un ulteriore controllo sono stati sequestrati petardi, fumogeni e aste di metallo.